Prova. Ci avevo fatto lo pezzo tu? Il Napoli scrive la storia alla Johan Cruyff Arena. Non era mai accaduto che gli azzurri si imponessero con una big del calcio europeo, con un passivo così importante. Non era mai accaduto che lo stesso Ajax perdesse in casa con più di 4 gol di scarto. Sembra che non ci siano limiti per questa squadra fino a questo momento. Ebbene, gli azzurri sono a punteggio pieno nel girone di Champions con Liverpool, Ajax e Rangers di Glasgow. Sfidiamo in tanti a dire che avevano previsto uno scenario così roseo dopo il girone d'andata di Champions League. Un Napoli che, oltre quindi a far bene in campionato, fa bene anche in Champions ed è praticamente con mezzo passo, diciamo così, con mezzo piede già agli ottavi, perché basta un pareggio già dalla prossima, tra qualche giorno, sempre contro l'Ajax in casa, per staccare il biglietto, il pass per gli ottavi. Ci collegheremo quest'oggi con Amsterdam per aggiornarvi, per raccontarvi il day after, sempre con i nostri Marco Lombardi ed Emanuele Bernardo. Fatemi prima ringraziare però Biagio Barone quest'oggi alla regia di CN24 Live e fatemi salutare l'unico insostituibile Ciro Novellini. Ciao ragazzi, un saluto a tutti, ben ritrovati. Ciao Vincenzo. Sei molto felice? Dopo la gara di ieri sera, direi. Ci sta. Si è scritta una pagina. Sprizza gioia da tutti i pori. Si è scritta una pagina di storia indelebile, secondo me. Incredibile, incredibile. Calcio Sembra spettacolo. strano da dire per un giornalista, ma non ci sono parole spesso per raccontare poi certe emozioni. Scrivono i giornalisti del mattino questa mattina, scusate la cacofonia, dove eravate la sera di Ajax Napoli? È un po' Io ero come... qui. Tu eri qui, com'è andata? È andata stupendamente, anche perché poi ci siamo divertiti con i 4 club collegati. Ti credo, un gol dietro l'altro, tempo di salutare uno, gol, tempo di salutare un altro, gol. Ho preso in prestito una frase da parte di Guido Meda, che è il telecronista delle gare di MotoGP. A un certo punto ho detto: tutti in piedi sul divano, togliamoci il cappello per chapeau a questo Napoli che ieri ha dato una lezione di calcio storica all'Ajax. Non era mai successo una cosa del genere all'Amsterdam Arena. Lo ha fatto il Napoli, che ha scritto un record a livello di squadra italiana, ha scritto un record anche negativo per l'Ajax stesso, per i gol messi a segno. Abbiamo visto un super Raspadori, una giocata, Vincenzo, quella con Kvicha Kvaratskhelia, che è d'antologia. Davvero un 1-2 in area di rigore che ha permesso a Kvicha Kvaratskhelia poi di trovare il gol in quel frangente, davvero molto bello. Lasciami però dire anche che tutto bello, tutte le prestazioni sono state importanti, ma voglio sottolineare quella che è la prestazione di Dombélé, perché ieri è entrato in campo davvero col piglio giusto, al di là di quella che può essere stata la traversa colpita, però è entrato col piglio giusto e ha dimostrato di poter tornare ad essere il calciatore che si conosceva in Francia, non in Inghilterra. Voglio ringraziare anche Alessandro Marrazzo quest'oggi all'ufficio stampa di Calcio Napoli 24 Live, e voglio andare a salutare il buon Marco Lombardi, signore, il nostro Mister Exclusive. Ciao Marco, come stai? Ciao Vincenzo, ciao Ciro, grazie veramente per il complimento. Tutto bene, siamo qui ancora ad Amsterdam prima di lasciare la cittadina olandese e poi tornare a Napoli dopo questa straordinaria vittoria degli azzurri. Però siamo in un bellissimo canale qui, magari il nostro... Dai Emanuele, panoramica, dai Emanuele Bernardo, dai.
Guarda lì, guarda Emanuele Bernardo come ci inquadra le vetrine, guarda, lì dove ieri sera ha fatto il bello e il cattivo tempo. Non è vero, Emanuele, lì dove bravo. ieri sera ha fatto il bello e il cattivo tempo, adesso è la classica quiete dopo la tempesta, vedi, tutto langue. Marco si dice sempre così. Marco, raccontaci chiaramente anche quello a cui tu hai assistito e che ti anticipo è arrivato anche a creare qualche problemino all'UEFA. Te la dico già, non so se lo sai già, te l'anticipo. L'UEFA non è stata particolarmente felice del fatto che Calcio Napoli 24 abbia mostrato quello che non è stato assolutamente un bel episodio. L'Ajax si è rifiutato di ottemperare a quella che è una prassi. Come ci racconta anche l'addetto stampa della Juve Stabia, a inizio gara si dice ragazzi allora dopo ce le scambiamo, 3, 4, 5, poi ci si mette d'accordo e alla fine si va a fare questo scambio. L'Ajax non sappiamo per quale motivo, possiamo presumere che fosse per una sorta di nervosismo legato al risultato, ma questa è una nostra presunzione, poi chiederemo dettagli a Marco. Evidentemente l'Ajax ha detto no. Sì, si sono semplicemente probabilmente tirati indietro, perché come dicevi tu Vincenzo è consuetudine quella di scambiare le mettersi mani. d'accordo per uno scambio. Invece l'Ajax si è rifiutato. E alla fine Marco Lombardi l'ha beccato, sì, l'ha mostrato, quindi perciò dicevo prima Mr. Exclusive, perché si è trovato al posto giusto al momento giusto. E devo dirti la verità, nessuno è stato particolarmente felice di questo scoop di Calcio Napoli 24, anche perché non ha raccontato un bel gesto dell'Ajax, però i complimenti a Marco gli vanno fatti. Sì, assolutamente, era semplicemente in mixed zone, quindi dove era lecito poi effettuare video e tutto il resto, tutto ciò che concerne appunto le immagini, anche perché si chiama appunto mixed zone, proprio perché i giornalisti possono effettuare i video dell'uscita giocatori. E quindi evidentemente non è piaciuto poi il fatto che l'Ajax abbia fatto una figura poco gradevole con questo gesto che è appunto poco gradevole, perché il magazzino del Napoli è andato con tutta la gentilezza e la solita, diciamo, il solito modo in cui si va con le squadre avversarie a chiedere 4 maglie in cambio di quelle 4 maglie del Napoli per fare il solito scambio post partita. Il magazzino dell'Ajax, dopo 2 minuti di attesa, che ha fatto attendere appunto il magazzino del Napoli all'esterno dello spogliatoio dell'Ajax, è uscito anche un po' in malo modo, ha detto no, non vogliono scambiare le maglie con voi, e il magazziniere azzurro ha poi diciamo, accettato questa decisione, anche un po' dispiaciuto magari, quindi va detto che non è stato proprio un bellissimo gesto, e chissà poi se appunto qual è stata poi diciamo, il modo in cui la UEFA abbia reagito. Voi mi dite anche che la UEFA si è ritirata, ma credo che il motivo per cui l'Ajax non abbia appunto voluto scambiare le maglie sia semplicemente sia perché appunto i 6 gol bruciavano parecchio, anche perché tra l'altro tutti i giocatori dell'Ajax hanno ricevuto ordine di non rilasciare assolutamente neanche una parola, quindi si sono fermati solo per una foto con un giornalista nigeriano, il nostro amico Omar Akatugba, ma non hanno potuto dire quindi penso che questo diciamo sia un segnale del fatto che l'Ajax fosse molto deluso e arrabbiato nel post gara, ecco quindi perché il rifiuto di scambiare le maglie con i giocatori del Napoli. Assolutamente sì, ma ripeto, il fatto che abbia dato tra virgolette fastidio a così tante persone per me è ancora una volta un attestato dell'ottimo lavoro che ha fatto il nostro Marco Lombardi, proprio perché ha fatto giornalismo vero, quindi bravo al nostro Marco. Ci racconti anche un po', prego Marco, dici. No, vorrei fare solo una citazione del film Fortabash e notizie su rotture cazzo, quindi ecco, vedi? Come diceva l'attore che stava appunto interpretava il caporedattore, di Siani. Quindi concordo assolutamente con te. Mi stavi dicendo? Ti stavo chiedendo della partita, altro che rotture cazzo, lì in quel caso insomma è stato più per gli olandesi. Per loro. Assolutamente sì, tra l'altro diciamo, vorrei sottolineare come vedere i tifosi dell'Ajax ai nostri fianchi della tribuna stampa abbandonare lo stadio già al 60esimo è stata una grande soddisfazione, perché vedere una tifoseria del genere veramente umiliata di fatto dal gioco straordinario del Napoli, che
diciamo davvero sembrava il Real Madrid dei Galacticos o il Brasile, come ha detto anche tra l'altro Caressa in telecronaca, sembra il Brasile dei tempi d'oro. Quindi davvero è stata una soddisfazione immensa. Noi stentavamo a credere al fatto che gli azzurri potessero fare 6 gol, guardavamo continuamente il tabellone perché non era possibile per noi quel risultato, invece era tutto vero per fortuna, quindi assolutamente una serata magica che resterà nella storia sia del Napoli, nella storia della Champions League. Azzurri a 13 gol in totale nel girone, mai 3 vittorie di fila, mai così tanti gol, il tutto senza tra l'altro Victor Osimhen che è poi il bomber e diciamo, il fiore all'occhiello dell'attacco azzurro. Simeone e Raspadori, diciamo da fantascienza, tutti e due Raspadori contro due giganti come difensori dell'Ajax, Timber e Bressey, ha fatto il bene e il cattivo tempo. Simeone quando è subentrato ha fatto benissimo, Lobotka in vista, due giganti a centrocampo, Zielinski lo stesso ha sbagliato quel gol clamoroso ma poi si è rifatto, poi è uscito per infortunio all'intervallo. In difesa Kim e Rachmani, due mostri, non so più cosa dire, soprattutto per Kim che ha fatto vari interventi in tackle, addirittura a centrocampo, stile Cannavaro, Meret poi oltre al gol è stato di fatto quasi inoperoso, quindi anche lui davvero un'ottima partita. Mattias Olivera lo stesso, per lui una partita fantastica, l'assist che tra l'altro diciamo, ha preso il testimone da Mario Rui, quindi che aveva fatto l'assist a Simeone contro il Milan, ha fatto l'assist contro il Torino sabato, quindi meglio di così non poteva andare. Ultima nota al merito al capitano Di Lorenzo, capitano vero, come ha sottolineato Spalletti in conferenza stampa alla vigilia, gol ovviamente dei suoi, uno stacco imperioso, mentre l'ultimissima nota in merito è legata a Frank Zambo-Anguissa, perché non solo ad ogni gol, ma anche a fine partita Spalletti andava fisso a parlare solo con lui, e questa è una cosa che l'ho sottolineato anche in un articolo sul Calciopoli 24 qualche settimana fa, ma è una cosa che vedo che nessuno sottolinea e nota, perché ad ogni santissima azione, ad ogni santissima pausa, Spalletti va per 2 minuti da solo a parlare con Anghissà e con lui dice fai andare il tuo compagno lì, fai andare Lobotka lì, per dire. Quindi è così clamoroso e così evidente di come Anghissà sia diventato il leader totale del Napoli, e Spalletti spero che magari anche di potergli fare una domanda in merito. Spalletti gli ha dato di fatto le chiavi della squadra ed è il giocatore con cui si interfaccia di più, e tra l'altro lo fa benissimo perché Anghissà si sta dimostrando il miglior centrocampista della Serie A e al momento direi anche uno tra i migliori centrocampisti della Champions League. Una domanda da Ciro Novelino per Marco Lombardi. Sì, Marco, io la domanda che ti faccio riguarda Osimhen. Ora mi dirai che c'entra Osimhen visto che ieri non era presente, ma è proprio questo il punto. Con questo Raspadori, con Simeone che entra e fa gol un'altra volta in Champions, ecco, non è che si rischia di mettere in discussione magari un poco in più Victor Osimhen? Allora, in effetti Ciro è una domanda assolutamente interessante e pertinente secondo quanto mi riguarda, perché sarà diciamo, un bel problema, tra virgolette, per Spalletti adesso diciamo, dirimere tutta questa matassa fra i tre attaccanti, perché tutti e tre ovviamente sono meritevoli di essere titolari, però per fortuna le tantissime partite ravvicinate potranno dare chance a tutti di giocare. Spalletti credo che si sia già posto questo problema, tra virgolette, ad avercene questi problemi in tutte le squadre, e quindi credo e sono fiducioso che lui saprà quale sia poi la formula giusta per far sì che tutti e tre possano ruotare al 100%. Va detto poi che tra l'altro ognuno dei tre di fatto ha una caratteristica diversa che sicuramente è un'arma in più micidiale per il Napoli, perché rispetto ad ogni avversario può scegliere su 3 bomber diversi, 3 modalità d'attacco diverse per il centravanti, e quindi credo che le armi di Spalletti in questo ultima tranche di ferro di partite fino a metà novembre siano davvero tantissime, quindi
gli azzurri potranno solo beneficiare di ciò, secondo me, anche perché poi Spalletti diciamo, sa come bastonare i suoi quando è necessario, quindi spero e credo che Victor, dopo tutti questi anni ormai che è già a Napoli, anche dal punto di vista magari del carattere, si sia un po' ammorbidito e capirà se magari qualche volta partirà dalla panchina, cosa che sono certo accadrà, perché un Simeone e un Raspadori in questo stato non possono non essere titolari per alcune partite, quindi credo che appena Osimhen tornerà, sicuramente sarà in campo contro l'Ajax, ne sono certo, ma nelle partite successive sì, sono certo che qualche volta partirà dalla panchina e spero che Victor non se la prenda con Spalletti. Come sono andati i festeggiamenti? Nel senso, ieri sera incontri, non lo so, tra tifoserie. Ti chiedo se questa mattina c'è ancora una rappresentanza di tifosi partenopei. Assolutamente sì, ci sono ancora tantissimi tifosi del Napoli, diciamo anche salutati con qualcuno che era allo stadio e ci siamo riconosciuti, quindi sì, molti hanno fatto anche 2 o 3 giorni, molti tornano domani, sono venuti ieri e tornano domani, mentre ieri sera enorme festa qui per le vie del centro, non siamo, lo dico ufficialmente, non siamo andati nella zona delle vetrine, quindi non abbiamo visto lì com'è la situazione, però nella zona adiacente a No, Piazza aspetta, però a me però non piace sentire bugie. Perché sei così bugiardo, Marco? Allora, Marco, qui noi ci vantiamo di dire la verità ai nostri telespettatori. Io non dico che devi raccontare per filo e per segno cose. Ha preferito frizzarsi. Signori, ha preferito frizzarsi. Si è frizzato il collegamento. Sai perché? Tu penserai che Marco Emanuele Bernardo. Emanuele Bernardo, appena ha sentito che l'argomento stava andando là, ha staccato tutto. Adesso, per smentire questa ricostruzione, ricolleghiamoci, vediamo se è davvero andata così. Marco, ci senti? Io sì, voi mi sentite? Vero che Emanuele Bernardo, appena ha sentito che si parlava di queste cose, ha staccato lo zainetto? Sì, ha tolto l'audio. Hai visto? Comunque... lo sapevo. No, allora, ripeto il discorso. Non siamo andati nella zona delle vetrine ieri sera. Ok, perfetto. Quindi la verità è questa. Però dicevo, quindi abbiamo potuto appurare come nella zona prospiciente a Piazza Dam, ieri sera già oltre l'1:30, quando siamo tornati poi dallo stadio, ci fossero tantissimi tifosi azzurri a bere birre e a mangiare i vari appunto dolcini, churros e quant'altro qui per festeggiare, invece i tifosi dell'Ajax ovviamente neanche l'ombra, probabilmente erano già a dormire tristi e delusi da un bel po'. Signori, allora non indugiamo oltre, vi auguriamo ovviamente un buon ritorno, vi facciamo i complimenti non solo a Marco Lombardi ma anche al nostro Emanuele Bernardo, vi aspettiamo ragazzi, portateci qualcosa, dico solo questo, poi vedete un po' voi come dovete organizzare. Va bene, grazie mille, ringrazio ancora il nostro Emanuele Bernardo, saluti a voi Vincenzo Ciro e a tutti i nostri telespettatori, ci vediamo al ritorno a Napoli. Ciao ragazzi, buon rientro e grazie ancora una volta a Marco Lombardi ed Emanuele Bernardo. Andavi ad aprire uno di quei temi che forse ci porteremo avanti per le prossime settimane, perché sono in tanti, caro Ciro, in tantissimi. Stamattina leggevo anche un po' i tweet sui vari social, post, foto, messaggi, eccetera, eccetera, che dicono, avete visto, con un attaccante, anzi, giocare con un certo tipo di attaccante come può fare la differenza? Perché se è vero come è vero che Raspadori e Simeone hanno caratteristiche diverse tra loro, ma entrambi comunque danno un certo tipo di contributo nella costruzione della manovra, sì, ovviamente di più Raspadori, ma Simeone comunque, è evidente che a quel punto poi tutto si vada un po' a mettere in discussione. Io non dico che Osimhen non è il titolare, però ti voglio leggere anche le parole di Giovanni Simeone. Sì, e cosa ha detto il Ciolito? Aspetta. Sì. Osimhen sappiamo che ci possa dare una grossa mano. Non ha detto è il nostro bomber, non ha detto è il nostro trascinatore. Certo. Sappiamo che ci dà una grossa mano, come la può dare lui, come la può dare Raspadori, se la giocano. Quando quest'estate vi raccontavamo dell'arrivo di Simeone al Napoli, noi vi raccontavamo che il suo entourage era certo di non fare il terzo sic et simpliciter. L'entourage di Simeone diceva, noi facevamo, vabbè ragazzi però viene qui fa il terzo,
avete visto Petagna quanto ha giocato? Non tantissimo, non è che si brucia. Vincenzo, hai capito quante partite ci stanno? Ma poi il calcio è bello per questo, certo. se la possono giocare, e hanno avuto ragione. Simeone segna ancora una volta in Champions League, Raspadori infermabile, si mette in discussione anche Victor Osimhen. Ma il punto è quello, io penso un po' ai gol messi a segno dal Napoli ieri, no? Allora, guarda, il pareggio, il gol dell'1-1 di Raspadori, di testa in tuffo sul secondo palo, e penso quel gol lo possono fare chi? Tutti e tre. Osimhen, lo può fare Simeone, perché è un gol d'area di rigore. Quale stai parlando? Primo gol, il pareggio. Osimhen non lo fa. Osimhen lo fa, Osimhen sul non lo secondo palo fa gol. Osimhen non ti fa quel movimento. Ciro, io sono tra i primi a dire che è un attaccante particolare, che fa la differenza e che fa gol. È uno che ha 20 gol sul ruolino, li può fare 20 gol in una stagione in Serie A, ma quel movimento Osimhen io non gliel'ho visto mai fare. Attacco, smarco e vado dietro al difensore. No, io non l'ho mai visto. Se poi tu mi puoi dare degli esempi qui davanti, Però allora è un io gol- dico che hai ragione. è un gol Ma da per quanto centravanti, riguarda il un movimento gol da in centravanti. area, non è quello movimento che è nelle corde di Osimhen. Non sto dicendo che non fa 20 gol o 25 o 30 gol, li può fare. Li fa in modo diverso però. Li fa come dice lui e come riesce lui, non come ha fatto Raspadori. Se penso al secondo gol di Raspadori, quindi Anghissà che ruba palla, mette palla dentro, anche quello è un gol da centravanti, Là sì. perché è all'interno dell'area di Là rigore. sì, là sì. Ma se Là penso è al più gol di Kvaratskhelia, per esempio, il movimento che fa Giacomo a venire fuori e l'1-2 che dà con Kvaratskhelia, Osimhen quel gol non lo fa. Non lo fa. Forse lo fa Simeone, ma da centravanti puro, probabilmente Simeone quella palla la controlla e prova a saltare l'uomo, a rientrare e a calciare in porta. Non chiude il triangolo con Kvaratskhelia. Quindi io credo che i tre attaccanti del Napoli, i tre, chiamiamoli centravanti, visto che Raspadori sta giocando lì, sono complementari l'uno con l'altro. Però mi chiedo, con la Cremonese, visto che si dice che potrebbe Victor Osimhen tornare a disposizione proprio per la gara con la Cremonese di domenica, io mi chiedo chi potrà scendere in campo dal primo minuto, e visto il rendimento che sta avendo Raspadori, io penso che Raspadori non possa restare fuori in questo momento. Quindi qualora Osimhen dovesse tornare, io credo che la possibilità di vederlo partire dalla panchina, a maggior ragione perché ha un problema fisico, rientra da un problema fisico, potrebbe starci tutta. E quindi io penso ad un Raspadori titolare anche nella gara con la Cremonese. Andiamo allora ad ascoltare le parole di uno degli artefici di questo piccolo miracolo. Signori, per chi è nato nell'89, come me, quindi magari l'epopea, tu sei un po' più vecchietto, l'epopea di Maradona non l'ha vissuta appieno, no? Nel secondo scudetto avevo un anno e qualcosa. E, sai, principalmente per tifosi del Napoli o comunque spettatori del calcio della mia età, il Napoli è una squadra che si barcamena in Serie A, retrocede, passa una serie di guai infiniti dal punto di vista societario. Per me non è la norma, per me è qualcosa di assurdo. Io guardo il punteggio a ogni minuto ieri di Ajax Napoli e dico: ma veramente sta succedendo tutto questo? Uno degli artefici è Luciano Spalletti, uno degli artefici di questo Napoli, tra i più avvincenti, tra i più interessanti, tra i più coinvolgenti della storia è Luciano Spalletti. Ascoltiamo le sue parole ieri in conferenza stampa. Buonasera mister. Buonasera a lei. In una serata che passerà alla storia del Napoli e non solo, cos'è la cosa che ha visto in campo dai suoi ragazzi che l'ha resa più orgogliosa? La reazione dopo il gol, il fatto che non hanno mai mollato e hanno segnato 6 gol, nel senso che volevano arrivare fino in fondo, cosa le è piaciuto di più? L'ha date lei le risposte, perché poi quando vai sotto in uno stadio così, con quel boato lì, riprendere subito la convinzione dell'andare a riprendere palla e a continuare a pressare, a continuare a proporre gioco, era la cosa più difficile. C'era da
da vedere che ti potesse un po' disturbare prendere gol all'inizio subito così. Invece la squadra, come ha detto lei, ha reagito bene, ha continuato a fare le cose che doveva fare, non si è mai lasciata influenzare dal risultato, ha continuato ad attaccare e ha vinto una grande partita. Prossimo. Gazzetta dello Sport. Complimenti innanzitutto, Grazie. è difficile in Europa in assoluto vedere una squadra italiana così dominante. Partendo da questo presupposto, che se mi permette è un'opinione mia, ma non credo solo mia, per lei è a livello internazionale la serata più bella? Io ne ho prese 7 a Manchester United, quella è stata più bella di questa. La serata più bella, al di là di quello che è il risultato, è la prestazione. Noi abbiamo Infatti, fatto una grande Parlo prestazione. di dominante, non parlo dei Sì, 6 gol. sì, infatti, la prestazione è stata una prestazione di livello, una prestazione che dà consapevolezza, dà convinzione poi di avere delle qualità e sulle quali si può lavorare e vanno fatti meriti ai calciatori per aver giocato un calcio importante sotto gli occhi di tutti, perché queste partite qui le guardano tutti e sono meriti che loro hanno. Eccomi qua, faccio anche i complimenti. Volevo chiedere, la partecipazione di tutti è una grande soddisfazione per un allenatore, forse la più grande? Dei calciatori? Sì, però poi è una gara dura quella lì, perché chi è titolare, chi è riserva, perché questo 30, perché questo 15, si va sempre lì. E se non funzionano tutti non si può fare queste partite qui, non si può andare a disputare partite di seguito. Per esempio Raspadori e Simeone hanno fatto una buona partita tutti e due anche stasera, eppure noi vogliamo che rientri Osimhen, perché vogliamo riavere a disposizione Osimhen. Ma poi il titolare chi sarà? Ma chi sarà sto titolare di questa maglia qui? Sarà un problema vero, perché poi se capiscono che c'è spazio per tutti e che poi contano i risultati della squadra, non quelli individuali. Se tu fai risultati di squadra e fai partite come stasera, tutti ti conoscono nel mondo, non c'è bisogno di essere quello che ha fatto 3 gol o di essere quello che ha fatto l'assist. C'è bisogno di un farla mai prendere all'avversario come ha fatto Kim e Rachmani, però si guarda chi ha fatto gol, chi ha fatto l'assist, e delle 2 parate di Meret che sono come 2 gol non se ne accorge nessuno se non si fa i risultati. Se si fa i risultati tutti poi vengono portati in trionfo da un punto di vista di visibilità e di meriti. Salvadenaio comune dove poi in fondo si divide tutti allo stesso modo. Corriere dello Sport. Buonasera Luciano. Sì. Il presidente De Laurentiis ha definito questa squadra cosmica. Quanto c'è di suo, di Spalletti in questo? Cioè, un conto è vincere, un conto è fare 13 gol in 3 partite di Champions, non l'aveva mai fatti nessuno italiano. Ma c'è di molto di quella che è la disponibilità dei calciatori, di andare a allenarsi sempre, di avere, come si è detto ieri, di avere un'etica di lavoro corretta, di venire al campo e di voler pedalare a qualsiasi allenamento, di voler fare forte quella mezz'ora che si è fatto come ieri, forte anche se non si è recuperato e si è fatto solo un giorno di stop, forte. E vanno forte e si esaltano tra di loro e di conseguenza poi diventa tutto più facile, perché stasera hanno fatto veramente delle giocate belle da vedere, ecco. Anche Maradona sarà stato orgoglioso stasera.
Sì, mister, buonasera. Prima vittoria del Napoli nella sua storia in Olanda, il sito dell'UEFA celebra il Napoli questa sera, dice Napoli splende, e soprattutto mai l'Ajax aveva subito una sconfitta in casa così altisonante. Con questi numeri, col fatto che tutti parlano di un Napoli a questo punto celebrato, secondo lei le percentuali di qualificazioni sono molto vicine? Con questa vittoria qui abbiamo delle buone possibilità, però poi dobbiamo fare altri risultati. Quello, come ha detto lei, che dà spessore è la valutazione contro chi è stato fatto una grande prestazione così, è stato fatto un gran risultato così, che è quello che ci dà livello, che ci dà spessore, insomma, ecco, perché loro sono una squadra, sono un club attrezzato, sono una squadra forte, lo hanno sempre fatto vedere, tutti gli anni riescono sempre a fare una squadra che gioca un grande calcio, per cui questo dà ancora più valore a quella che è stata la nostra prestazione. Uno stadio bellissimo, un clima bellissimo. Tutti quelli che sono stati fuori hanno detto ristoranti belli dove hanno mangiato bene, centinaia di persone che ci lavorano. Ma in Italia che si aspetta a fare gli stadi così? Che si aspetta a far lavorare tutte queste persone che ci lavorano dentro questo stadio qui? E poi chi ha questi stadi qui ha vantaggio per vincere le partite. Quelli che hanno lo stadio così in Italia, gli stadi hanno vantaggio, li porta a casa a 6 punti lo stadio così in un campionato. Per cui bisogna imparare ancora, nonostante siamo venuti qui e abbiamo vinto, c'è da imparare ancora molte cose da questi contesti qua. Sì, Spalletti, il Napoli è venuto qui nella terra che ha inventato il calcio, un certo tipo di calcio, e lei ha dato lezioni. C'è soddisfazione particolare in questo tipo di prestazioni e le chiedo, ha l'impressione di aver creato qualcosa di diverso rispetto a quello che è il calcio italiano e la sua tradizione e la sua visione che è nel resto dell'Europa in questo momento? Grazie. Noi non abbiamo dato lezione a nessuno, io tantomeno non sono in grado di dare niente di lezione a nessuno. C'è sicuramente questo fatto che la squadra ha raggiunto un livello dove si è vista anche stasera che non vuol tornare indietro, un livello dal quale vuole dare seguito e vuole andare avanti senza stare ad avere il timore di giocano le partite in maniera corretta, vanno alla ricerca di, come dicevamo ieri, di crearsi uno spiraglio ancora per vedere che cosa c'è di là, e quella è la mentalità giusta, è la cosa corretta da fare, al di là della prima volta, della seconda, è un modo di lavorare, un modo di vivere uno spogliatoio, di vivere una squadra, di essere professionisti in maniera corretta, come stanno facendo questi ragazzi qui, e gli si fanno i complimenti. Mister, complimenti ovviamente non soltanto personali, ma mi sento anche di portarle quelle che sono le considerazioni e la grande gioia dei tifosi del Napoli, felicissimi per l'orgoglio che gli avete regalato tutti. Però volevo chiederle dal punto di vista del campo, il coraggio di cui lei ha parlato dopo aver subito il gol in uno stadio così impegnativo, deriva più dalle qualità individuali o dall'organizzazione di gioco che ha questa squadra? Grazie. Deriva sempre da tutte e due, però è chiaro che se poi sei costretto a vivere dietro le qualità del campione, quando il campione non funziona, e ci saranno tante partite il campione non funziona, non riesci a portare a casa la partita se non funziona la squadra. Ora noi abbiamo delle individualità importanti,
però non va perso mai di vista quello che deve essere il collettivo, la disponibilità. Per esempio stasera ho visto Lozano e Kvaratskhelia fare dei rientri importanti. Poi Kvaratskhelia è stato bravo a venire a chiedere scusa di non aver passato quei 2 palloni dove poteva far segnare un compagno di squadra. Però lui è forte e può fare quello che gli pare, ma non è così, non funziona così. Lui, se no poi si innesca il meccanismo che quando ce l'ha quell'altro la palla tira in porta anche quell'altro, perché lui tira per far gol e voi date meriti soltanto a lui, e poi quell'altro dice non gliela passo nemmeno io, tiro anch'io, e così diventa un discorso più difficile. Ma te tu ce l'ha un Kvaratskhelia? No, siete voi ce l'avete un Kvaratskhelia perché lo portate via dalla squadra, non io, voi. Lasciatelo dentro la squadra, non lo spingete più in là, se no poi non si trova, non gli si riesce a passare la palla. No, ma lui è, poi passa la palla e quell'altro quest'altra volta non gliela ripassa, perché io farei così, però è stato bravo, è venuto dentro, scusi perché è vero, gliela potevo passare. Dillo anche ai tuoi compagni perché funziona così. E poi i gol li hanno fatti tutti, non è che li ha fatti solo Raspadori, perché Olivera gli ha messo una grande palla, per esempio, e come si è detto prima diventa sempre un collettivo che funziona, perché la vera popolarità l'avremo se riusciremo a fare dei risultati di squadra, no dei risultati individuali. Salve Spalletti, proprio per continuare su questo ragionamento, oltre 30 gol realizzati da 12 uomini differenti. È motivo d'orgoglio, le chiedo, e poi una curiosità relativa a Zielinski, se è stata scelta tecnica o il giocatore ha avuto qualche problemino. Grazie. È motivo d'orgoglio tutto quando si fanno queste prestazioni, è motivo d'orgoglio più che altro e soddisfazione per tutti quei napoletani che ci hanno seguito questa sera, perché era piena la città di napoletani, per cui poi è chiaro che anche quelli a casa contano, perché stasera a vedere questa partita tutti noi sappiamo quanto tengono poi alla squadra, per cui li ringraziamo tutti anche del supporto che ci hanno dato da casa. Zielo ha preso una botta e per cui l'ho sostituito per un problemino alla fine del primo tempo. Oggi Chucky, no parlare italiano, va. Oggi Chucky Lozano, 90 minuti, tutto bene con il giocatore, tutto ok, è la buona notizia. Il titolare è lui ora, non è Politano. No, spagnolo? Sì, spagnolo, va bene, ok, ok, va bene. Chucky molto bene oggi, molto bene, perché ha fatto quelle scorribande che sa fare lui con la palla al piede, portandosi dietro 3-4 calciatori avversari, poi ha fatto un gran gol, nonostante poi non abbia giocato le ultime 2 partite che erano state giocate altrettanto bene da Politano. Noi abbiamo la possibilità di alternare 2 giocatori forti in quel ruolo lì, e il Chucky ce lo teniamo ben stretto. Buonasera mister, lei ieri ha fatto complimenti a Di Lorenzo come a tutta la rosa, questa sera ha risposto alla grande, 50 metri anche per andare da Baldini, esultare e stringerlo forte. C'è un motivo dietro questa esultanza? Ci piacerebbe saperlo. No, non lo so questo. Come? Perché c'è un gruppo che lavora dentro, c'è un gruppo che lavora fuori, per cui si diventa amici dentro gli spogliatoi e si fa le cose tutti insieme. Ultima Pelea. Salve mister, le faccio una provocazione perché Schroeder nella conferenza pre ha detto che il livello del Napoli si avvicina a quello del Liverpool, lei poi
ha subito ribattuto, ha un po' esagerato. Alla fine però il Liverpool gliene ha fatti 2 e il Napoli gliene ha fatti 6, chiaramente una provocazione. No, rimane la stessa valutazione che ho fatto precedentemente, anche dopo questo risultato qui. Grazie a tutti. Arrivederci. Grande soddisfazione da parte di Luciano Spalletti e vorrei ben vedere dopo una vittoria, lo ricordiamo, 6-1 sul campo dell'Ajax. Arrivano anche i soldi. Andiamo al touch, caro Biagio Barone, perché facendo già dei conti, io prima, ieri sera facevo un po' qualcosa grasso, va così. Secondo me il Napoli da questa 3 giorni di Champions, eccolo qui, siamo già a 50 milioni per gradire, perché 3 vittorie portano 8 milioni. Andiamo a leggere nel dettaglio. Per la partecipazione ogni club incasserà 15 milioni e fin qua ci siamo. Poi c'è il ranking e sono altri 18,2 milioni, in questo momento più di Inter e Milan. Sì. È una costante il Napoli nelle coppe europee. Passando al market pool, la prima parte vede il club partenopeo incassare 4 milioni di euro, visto il terzo posto conquistato al termine della scorsa Serie A. Poi c'è la seconda parte del market pool, dove la cifra minima è pari a 2,73 milioni. Per quanto riguarda il bonus risultati, con 2,8 milioni per ogni successo si arriva a 8,4 milioni, 8,5. Nel complesso, sommando tutte le quote minime garantite e i bonus risultati, il Napoli incasserà poco meno di 49 milioni di euro. La cifra potrebbe essere arricchita dagli ulteriori bonus e verosimilmente, chiaramente, nel momento in cui ti qualifichi per la fase a girone, arriveranno anche... nella fase di eliminazione diretta arriveranno anche altri soldi, quindi insomma si migliora non poco. Si migliora non poco ed è un dato di fatto che il Napoli comunque è in Europa da tantissimi anni. Ed è anche un dato di fatto che la rosa messa insieme, nonostante le difficoltà iniziali, alla fine dal presidente De Laurentiis e da Cristiano Giuntoli, abbia portato dei risultati che sono davvero importanti. Sorprende il rendimento del Napoli, sorprende in Champions così come in campionato, sorprende il rendimento che stanno avendo alcuni calciatori che in un certo qual modo erano anche abbastanza sconosciuti. Per esempio, vedi Kvaratskhelia, agli addetti ai lavori ovviamente no, ma è più... Era un calciatore non conosciuto. Lo stesso Kim, che ha un rendimento importante. Ieri rivedevo nuovamente quelle sortite palla al piede quando usciva e impostava, e mi venivano in mente le parole che Kim appunto ha rilasciato ai media coreani quando disse dopo il post gara di Verona è un qualcosa che mi chiede Spalletti, ed è un qualcosa che faceva anche Koulibaly. E che in un certo qual modo viene appunto riproposto nel rendimento del difensore coreano. Napoli gioca bene, Napoli diverte. Qualcuno ha scritto anche paragonando il gioco del Napoli di Spalletti a quello di Sarri, dicendo che addirittura questo Napoli gioca meglio di quello di Sarri. Lì non lo so. So che però il Napoli sta ottenendo importanti risultati ed è in testa alla classifica di Serie A ed è in testa alla classifica anche nel girone di Champions con a punteggio pieno con 9 punti. Assolutamente sì, a questo punto, mentre inquadriamo anche le immagini con i protagonisti, credo che se volessimo dare delle pagelle sarebbe complicatissimo scendere anche sotto il 7. Complicatissimo scendere anche sotto il 7. Se ti dico Meret, ma Meret bell'intervento. Un bel intervento, sì, sul gol non poteva fare nulla, è stato il rimpallo, quindi... Non assolutamente, no. Sicuro nelle uscite, sì. Ottimo anche nella gestione del pallone, sì. Se non è 7 è 6,5. Forse, sì, esatto, forse il 6,5 io lo darei anche ad Oliveira. Oliveira è 7. Io il primo gol e l'assist è suo. Non glielo dai il 7 a Oliveira. E se tu dai 7 ad Oliveira devi dare voti più alti agli altri, devi ancora di 7, più. 7,5, 8, 8,5. Allora il ragionamento... Lobotka, ieri? Lobotka, la standing ovation che ha avuto Lobotka... 8,5. La standing ovation che ha avuto all'uscita
dello stadio nel momento in cui è stato sostituito è un qualcosa che non capita spesso, che viene fatto soltanto ai più grandi campioni del calcio internazionale. E non ieri so come abbia fatto Luciano Spalletti, ma ad oggi è un calciatore di livello top 5. Eppure cioè, sai, io delle oggi volte... Lobotka, questo Lobotka fa il titolare a Madrid, fa il titolare a Liverpool, fa il titolare a Parigi. Io delle volte quando guardi le partite del Napoli pensi guarda Lobotka ha un rendimento importante, però sembra, cioè non è quel calciatore che ti va a fare la giocata vincente, l'assist, il gol, ha segnato anche in questa stagione a Verona, ma non ha questa diciamo qualità che viene spesso indicata soprattutto ai calciatori che sai sono campioni e hanno un rendimento soprattutto superiore in fase realizzativa o comunque decisivo a livello di assist. Lui ha un rendimento importante pur restando nell'ombra, perché tu spesso non lo vedi, però è quello che ti dà legame con i reparti, è quello che ti fa salire la squadra, è quello che va a recuperare i palloni, è quello che imposta ogni tipo di azione. E tu ti ritrovi magari calciatori come Anghissà, che hanno quest'oggi un rendimento, anche lui ha un rendimento incredibile. Anghissà ieri prende palla a centrocampo, ne salta 4-5, poi lascia che sul risultato si è intestardito, invece di servire Lozano prova a calciare in porta, ma li aveva saltati tutti in pratica. Quindi questo vuol dire avere fiducia in questo momento nei propri mezzi ed essere calciatore importante. Stessa fiducia che dicevo in apertura di trasmissione sta acquisendo anche Dombelé, perché dal suo ingresso in campo, sostituito Piotr Zelinski, dal suo ingresso in campo ha avuto un importante impatto sul match. Al di là, ripeto, di quella che è stata la traversa che ha colpito e magari avrebbe meritato anche il gol, ma al di là di quello è proprio il modo di giocare, il modo di approcciare al match, il modo di aggredire l'avversario. Anghissà e Dombelé insieme a Lobotka formano un centrocampo incredibile. Il problema di Dombelé in questo momento si chiama Piotr Zelinski, perché Zelinski non lo puoi togliere dal campo in questo momento. Però speriamo che possa essere ovviamente a disposizione per la gara con la Cremonese, altrimenti credo che siamo in questo momento in buone mani, perché Dombelé secondo me Dombelé si candida per una maglia maglia da titolare proprio contro la Cremonese, pure io lo penso. a poco sta avendo un impatto sempre più importante dal punto di vista fisico, sembra esserci sempre di più, quindi credo che potrebbe essere, se non sbaglio aveva già fatto da titolare contro il Lecce, giusto? Che poi se vogliamo è l'unica partita sbagliata dal Napoli, dove fu schierato in un ruolo che non era il suo. Dombelé è una mezzala, non un vertice basso a centrocampo. Credo che invece contro la Cremonese possa dare un po' di fiato a Piotr Zelinski, fare il titolare, e speriamo, per chi ce l'ha al fantacalcio, vai Tanguy, possa anche dare uno slancio, diciamo così, in zona vuoi il gol, in pratica vuoi il gol, abbiamo capito che vuoi il gol. Basta anche un assist, ci andiamo piano. Senti, ma Schroeder invece, che dice che a un certo punto si aspettava un Napoli più forte, voleva prendere 10 gol. Si aspettava un Napoli più forte? Schroeder che si aspettava un Napoli più forte ne voleva prendere 10, 15. A un certo punto si è alzata la voce, sto scherzando. Però sono belli sti personaggi, perché ti creano dibattito. L'allenatore che va in conferenza stampa e dice sì, dovevamo giocare meglio, che ti fa lo 0-0, non mi sconfinfera. Invece lui va, si presenta in conferenza stampa, affaccia alta e dice mi aspettavo meglio. Mi viene da fare una battuta, perché è una battuta ovviamente. A un certo punto io ho sentito in telecronaca qualcuno che diceva manteniamo il risultato. Sentiamo allora le parole del tecnico dell'Ajax, che si aspettava un Napoli più forte, così è se vi pare. Buonasera a tutti. Andiamo abbastanza rapidamente perché il coach del Napoli sta arrivando. Napoli ha fatto una bella partita, deservano la vittoria, sono qualche passo avanti rispetto a noi. Era molto doloroso questa sera per l'Ajax
dopo il 4-1 abbiamo avuto molte difficoltà, ma loro stavano molto bene in campo. Contro Napoli, se vuoi avere opportunità, tu devi tenere il pallone, e non lo abbiamo fatto abbastanza. Dopo l'1-0 era buono, dopo 1-1 abbiamo avuto un'opportunità per arrivare sul 2-1, ma è stata la nostra opportunità più forte. Poi siamo andati sul 2-1 e è cambiato tutta la partita. Non abbiamo potuto mettere la pressione nel secondo tempo, abbiamo giocato troppo bassi, e dopo il 3-1 prima del fine del primo tempo era veramente complicato. Il secondo tempo volevamo cambiare 2 o 3 cose, ma subito siamo arrivati sul 4-1 e la fiducia è mancata, non potevamo più costruire e abbiamo preso altri gol e la partita era finita, insomma. È molto complicato. È veramente una grande vittoria del Napoli, gli faccio i complimenti perché hanno fatto una grande partita. Grazie. È sorpreso di questa batosta presa contro il Napoli? Sì, non l'avevamo messo in preventivo questa sconfitta così grossa in questo momento. Loro sono in grandissima forza, lo sapevamo, ma dobbiamo far vedere altre cose. Oggi non abbiamo fatto troppi errori. Sta già lavorando con questa squadra da 3 mesi, ma non sembra andare meglio, non sembra esserci la migliorazione in questa squadra, ma non ci sono cose che vanno meglio. Sì, ma può vedere anche il Liverpool che non giocava bene da 3 settimane. Adesso penso che le ultime settimane abbiamo fatto qualche step in più per migliorarci, ma ci vuole tempo. L'unica cosa che possiamo fare è provare a lavorare di più, e solo così possiamo uscire da questa situazione. Dobbiamo fare vedere molto di più. Il nostro carattere deve uscire assolutamente nelle settimane prossime. Domani dobbiamo parlare di questa partita e poi preparare la prossima, e poi vediamo col Napoli. Buonasera. Qui non avete vinto per 4 partite di seguito. Sì, non è buono, un risultato che non ci piace, è chiaramente un problema. Tu puoi perdere col Liverpool ovviamente, ma oggi puoi perdere, ma non con questo divario. Sì, ho provato io a cambiare qualche giocatore in più per questa partita, è stata una scelta mia, però non è andata giù buono. Cosa pensa anche dei tifosi che hanno fischiato? Questo è il calcio, questo è l'Ajax, ovviamente se giochiamo male i tifosi saranno incavolati. Io voglio rimanere qui calmo e provare a fare le cose correttamente per provare a rialzarci subito. Cosa può fare adesso per la fiducia nei giocatori? Sì, è un complicato per tutti i giocatori. Abbiamo perso contro una squadra molto complicata, molto forte, e non abbiamo la fiducia per il momento, però non vuol dire che non possiamo ritrovarla nelle settimane a venire. Cosa pensa dei gol subiti oggi abbastanza facilmente? Sì, non abbiamo difeso bene o fatto le scelte buone sugli attacchi avversari. Cosa può dire ai tifosi oggi per quello che è successo?
L'ho detto appena adesso, quando non è possibile per l'Ajax avere questi risultati, dobbiamo far vedere il nostro carattere già dalla prossima settimana. Sì, non eravamo buoni sulla palla, non andavamo abbastanza bene sulla palla, sono le qualità che mancano ai giocatori. Non voglio dire questo, abbiamo fatto molti cambiamenti dall'inizio della stagione e abbiamo cambiato molto rapidamente. Adesso abbiamo qualche problemi per mettere la pressione sugli avversari, dobbiamo giocare in avanti, trovare gli spazi, ma questa è una cosa molto difficile per il momento. Abbiamo fatto sbagli individuali su scelte individuali. Dusan anche lui sembrava molto incavolato per questa partita. Sì, è normale, lui ci prova, ha provato, cercava la soluzione per cambiare questa partita, non ci è riuscito e si è un po' incavolato su certe opportunità, certe azioni, soprattutto nella fase conclusiva non riusciva a avere quello che voleva fare, questo è molto difficile. Ultima domanda. Cosa può fare, ha già pensato cosa può fare col gruppo adesso? Possiamo un step alla volta, dobbiamo provare a sviluppare le cose per andare meglio nelle settimane prossime. Dobbiamo essere molto più bravi col pallone quando ce l'abbiamo tra i piedi e dobbiamo difendere molto meglio. Ma dopo il 4-1 non si può assolutamente lasciare l'avversario giocare così facilmente, dunque è molto importante fare vedere il carattere adesso. Avete perso dunque 6-1, la prima cosa che dice allo spogliatoio: no, non ho detto niente. Per quale ragione? Non c'è proprio nulla da dire per il momento, i giocatori sanno, ci sono troppe emozioni per il momento, dunque dobbiamo lasciarle andare. Ha detto anche che i giocatori stavano un po' correndo a casa dopo il 4-1. Quando vedi l'Ajax non puoi lasciare così dopo il 4-1 correre sul campo così, si è visto abbastanza facilmente. C'erano momenti dove potevamo giocare e dovevamo mantenere meglio il campo e il pallino del gioco, ma contro una squadra così forte è difficile da fare. Sì, anch'io devo guardarmi allo specchio e vedere cosa ho fatto male e il contrasto col Napoli perché è così grande. L'Ajax è sempre conosciuto in Europa per fare prestazioni e giocare bene in Europa. Sì, Napoli ha giocato veramente buono, noi abbiamo fatto la prima partita molto bene contro il Liverpool, ma può succedere, una giornata così può succedere. Andiamo al touch, per favore, caro Biagio, perché stavolta bisogna andare anche con le immagini. Dal primo piano. Bisogna andare con le immagini, lo lasciamo anche qualche secondo in più. Raffa Pio Balzano, non mettiamo neanche la censura sulla cifra perché ormai è un amico, e scrive: dedico questa donazione ai ragazzi azzurri per l'1-6, per il 6-1 che è inaspettato, non ci credo ancora che sia successo. Sempre Forza Napoli, un abbraccio a voi Vincenzo, Ciro, Emanuele e tutti voi di CN24. Grazie Raffaele per quest'obolo che ha voluto dedicarci quest'oggi e che esprime la sensazione che ti dicevo poc'anzi, l'incredulità. Ma è vero. Io non so tu ieri
come vivevi, anzi sì, lo so perché eri qui in diretta, quindi stavi lavorando, stavi facendo il tuo mestiere. Io ieri sera lo stavo guardando da appassionato di calcio, soprattutto, chiaramente anche con un pizzico di tifo che uno smette i panni del giornalista, anche qualche volta ci può stare. Beh, a casa si può. A casa si può, e io non ci credevo. No, ma ma è infatti, possibile? ma è Cioè, la sensazione... pensavo a Naldi, Corbelli, al Tribunale, alla Serie C. Che tutto sommato per me, capito, quella era la norma. È come quando cresci, sai, 8, 9 anni, 10 anni, 11, 12, 13. Cioè io il Napoli l'ho rivisto in Serie A 18. Cioè ho avuto un po' di qualche momento per pensare, dico, ma è vero, sta succedendo davvero. La sensazione avuta ieri è stata davvero molto, molto bella e soprattutto di incredulità, come appunto dicevi tu, ma i tanti messaggi che arrivavano durante la diretta di ieri, la nostra live reaction, me lo dimostravano subito, cioè nessuno poteva mai immaginare ad un qualcosa del genere. C'è anche il profetico amico del club Napoli Pinerolo che aveva detto 5-1 per il Napoli. Si è dovuto ricredere perché è finita 6-1. Ed è stata una partita incredibile. È vero anche però, io credo, Vincenzo, che a un certo punto, non dico che l'Ajax abbia mollato, ma sembrava sì, possiamo dire che l'Ajax ha mollato. Cioè, al 46esimo l'Ajax ha mollato. Quando prende il quarto l'Ajax molla. Era in netta difficoltà, sì, era in netta difficoltà. Cosa che invece poteva fare il Napoli. Cosa che poteva fare il Napoli. Magari questa squadra che va a giocare alla Johan Cruyff Arena qualche anno fa, magari quando non è particolarmente concentrata, prende un gol immeritato, tra virgolette, no, non immeritato, però è arrivato in maniera un po' rocambolesca, un rimpallo. Certo. Kudus è stato colpito. È stato colpito Kudus. Nel momento in cui prende un gol del genere, questa squadra forse qualche anno fa si sfaldava. Esatto. Sì, e invece no, si continua a giocare con personalità, nonostante, non so se poi abbiamo anche le immagini, no? Qualche immagine che renda l'idea. I calciatori azzurri ieri sono stati malmenati, sì, almeno nel primo tempo. Gestione pessima da parte dell'arbitro, che ha ammonito Tadic e qual era il calciatore azzurro che è stato ammonito secondo me ingiustamente perché era il primo fallo? Raspadori forse? Si è lanciato un po' troppo. Sì, allora la prima ammonizione per il Napoli, me la sono segnata qua, la vado a riprendere. Praticamente è arrivata per quello che fu fondamentalmente è stato il primo fallo da parte di quel calciatore, credo fosse Raspadori. Al 21esimo. Raspadori al 21esimo fa un intervento scomposto, primo fallo, ammonito. Fino a quel momento l'arbitro aveva concesso di tutto e l'ha continuato a concedere nel corso del primo tempo, nonostante siano stati mazzolati tutta la gara, non si sono scomposti, hanno rischiato sempre la giocata. Poi è chiaro, fai un primo tempo del genere, il secondo tempo fai anche il quarto, Zamboanghi sa che mi tenta la copertura del pallone e poi mi fa passare il passaggio filtrante a 30 cm dall'avversario, cercando la verticalità ad ogni costo, e anche perché è in sicurezza, sta bene. Però signori, sono tutti aspetti che rendono poi una serata magica. La cosa che possiamo dire con certezza e fermezza dopo la gara di ieri è che il Napoli è una grande squadra. E sai perché te lo dico? Perché fino al 91esimo, perché poi c'è stato un solo minuto di recupero nel secondo tempo, fino al 91esimo il Napoli non ha mai mollato, ha continuato a giocare e a creare occasioni da gol. Una squadra che magari non si sente grande, come dicevi tu, sul 4-1 in casa dell'Ajax si ferma, aspetta, rallenta, tende ad evitare di subire gol e magari si fa anche schiacciare dalla squadra avversaria. Invece il Napoli no, ha continuato a macinare gioco, ha continuato a farlo anche con i subentrati, perché Elmas per esempio, Dombelé che dicevamo in precedenza, lo stesso Simeone che è andato in gol, hanno continuato a giocare, a macinare gioco, a sciorinare una prestazione importantissima. Ecco perché io oggi posso dire che questo Napoli è una grande squadra. Tra l'altro, altro tema da affrontare, e siamo d'accordo con voi, è il discorso della come dire, presenza del Napoli sui media nazionali. Noi vi diciamo
che ognuno fa il suo mestiere. Noi qui siamo a Calcio Napoli 24 Live, parliamo ai tifosi del Napoli. Se ci chiedete parlare del basket, noi lo facciamo. Però di meno. No, io no. Se ci chiedete, tu parli tanto del basket. No, non so giocare a basket, quindi non potrei vedi, parlare, Ciro non posso permettere. non ne vuole neanche parlare. Noi diciamo sì, però di meno. Se ci chiedete parlare del tennis a Napoli, ok, sì, però di meno. Perché ognuno ha il suo pubblico. Io mi metto anche nei panni del direttore della Gazzetta dello Sport. Io ho il mio pubblico di juventini, milanisti, interisti. Chi è che compra il giornale? Quanti ne sono? Saranno il 70%. Faccio il giornale in funzione loro. Vincenzo, non sto posso anche capire. Aspetta, fammi finire. Posso anche a capire. gamba Posso tesa anche come ha capire. detto Stampa. Però quando arrivano le imprese sportive, che sia il Napoli che vince ad Amsterdam, che sia la nazionale di pallavolo che vince il mondiale e gli europei della pallacanestro, lì l'attenzione va fatta, va data, perché si sta scrivendo una pagina di storia che esula per un giorno quello che è il discorso, secondo me, prettamente, diciamo così, economico, o che comunque potrebbe andare a rispondere ad un parametro economico, perché stiamo parlando della storia, e la storia da che mondo è mondo vende. Cioè, il Napoli deve essere sbattuto in prima pagina, con grande risalto, proprio perché ha scritto la storia, così come fa la nazionale di basket, così come fa la nazionale di pallavolo. Per chiudere, sono d'accordo con voi, non c'è lo spazio che merita, seguite Calcio Napoli 24 TV. Infatti. E ci siamo noi. Sì. Secondo voi, perché Fabio Passante a un certo punto ha detto facciamo Calcio Napoli 24 TV? Ma tu hai fatto tutto sto giro, io ti stavo seguendo, ti ascoltavo con interesse e non riuscivo a capire dove volevo arrivare. E volevo arrivare a questo. Se poi alla fine, quando tutto si dice tirare l'acqua al suo e mulino, Gazzetta non ne parla, e Sky non fa l'apertura, ma noi siamo e monotematici, Mediaset non ne parla, c'è Calcio Napoli 24 sì, TV, 79 del digitale terrestre, il sito continuamente aggiornato, ma che ce ne frega. Ma ieri alcuni amici scrivevano dove possiamo guardare la partita, ma seguila su Calcio Napoli 24 e ti diverti lo stesso. E infatti molti l'hanno fatto e noi li ringraziamo per il seguito che abbiamo avuto anche nella serata di ieri. Ciro vuole parlare della Juve Stabia, dai, togliamoci subito il pensiero. Ce l'ha scritto Francesco, ce l'ha scritto il tuo amico Francesco, quindi togliamoci il pensiero. Dici della Juve Stabia, poi dobbiamo tornare a parlare del Napoli. Beh, ieri ha vinto 1-0 col Cerignola e ha passato il turno in Coppa Italia. Io ieri ho fatto noi facciamo il tifo per tutte le campagne. Ieri ho fatto una piccola giornata lavorativa dalle 9:30 fino all'1 di notte. Quindi una piccola giornata lavorativa. E allora prenditi qualche secondo di pausa, un bicchiere d'acqua per Ciro Novellino, anche perché dobbiamo ascoltare le parole del Ciolo Simeone. E qui risale l'hype, qui risale l'emozione, perché il Ciolito quando parla di pallone sembra che abbia 8-9 anni. E questa è la cosa più bella, è vero, è la cosa più bella del mondo. Sentiamo l'Argentina. Da quella foto da bambino che hai pubblicato ad oggi, quante emozioni, e poi protagonista in campo subito. Adesso me lo ricordo, me l'hai fatto ricordare. Per me è stato molto emozionante perché mia mamma mi ha sempre portato a vedere tutte le partite, ovunque è sempre andato mio papà. E per me è un'emozione molto grande poter avere quella foto che ieri me l'ha fatta vedere mia mamma, è stato molto emozionante perché per me esserci in un posto come questo è qualcosa di unico. Ci racconti l'emozione dell'abbraccio virtuale con i tifosi nel settore ospite e quante volte pensi di baciare ancora il tuo tatuaggio quest'anno? Spero tantissime volte, però sempre con la volontà di poter dare tutto per il gruppo. E sarà così tutto l'obiettivo del mio campionato e continuerà a esserlo. Poi quello che succederà sempre si dirà ogni giorno. Giovanni, ancora un gol. Ti volevo chiedere, sei qui da 1 mese e mezzo, ma sembra che praticamente sei integrato in questa squadra in maniera incredibile. Cioè, ti aspettavi di essere già così determinante, già così parte di questo gruppo, si può dire, estremamente vincente? Beh, siamo in un momento molto bello, quindi quando uno vince, quando c'è un buon ambiente, è sempre più facile trovare il posto, la situazione per essere a disposizione. È facile trovarsi bene con un gruppo come questo perché al di là come voi vedete dentro il campo, noi dentro a porte chiuse siamo un gruppo bellissimo perché tutti andiamo sulla stessa strada e mi piace tanto perché nessuno
gli piace essere più che l'altro, siamo tutti uguali e questo è l'umiltà del gruppo. Eri entrato da poco, ci puoi raccontare il movimento sul gol? Perché eri entrato a freddo, il compagno ti ha cercato, ti sei infilato benissimo. Non lo so, non ho pensato, io direttamente sono andato ad attaccare il pallone, vado con quella grinta, con quella voglia di voler segnare e mi ha portato a farlo. Tuo padre l'hai sentito che ha perso 2-0? No, però ho visto il risultato, sono dispiaciuto per lui, però so che manca tantissimo, quindi spero che vada bene. Grazie Giovanni. Che belle le parole del Ciolito Giovanni Simeone, che se l'è tatuata quella Champions League, un sogno personale che va avanti per il figlio di Diego Pablo. Chissà che non possa coronare davvero il suo sogno di affrontare il padre e ovviamente batterlo per confermare, per avallare anche il sogno di tutti i tifosi del Napoli. Ieri ce n'era uno di tifoso del Napoli che aveva il cuore diviso, diciamo così, perché per la sua nazionalità, per la sua carriera, stiamo parlando di Ruud Krol, che qui vedete immortalato al San Paolo, in quella che fu una celebre cerimonia di premiazione. Questa mattina ha parlato... Ma ieri era sugli spalti? Sì, ieri c'era. Allora avevo ragione, avevo visto bene, anche se in lontananza. C'erano lui e Davids. C'erano un attimo decenni di storia del calcio olandese in mezzo metro. Perché mentre eravamo qui in diretta con la coda dell'occhio guardando la partita, mi sono reso conto che era stato inquadrato qualcuno sugli spalti e avevo scorto la Krol. Quindi infatti Biagio era testimone, ho chiesto conferma a lui che non sa nemmeno come mi chiamo io, quindi non poteva... Però conosce Krol. Krol è ovvio che lo conosce, che si è girato e ha detto di sì. È ovvio, te l'ha detto in cuffia. Sì, me l'ha detto in cuffia. Te l'ha detto in cuffia. Ma noi ci siamo specializzati con questa cosa delle cuffie piccole, invisibili nelle orecchie, grazie a te, perché tu hai una tecnologia che non conoscevate. No. Non conoscevate, però ovviamente si va avanti. Ad un certo punto la voce delle cuffie era talmente alta perché qualcuno poi in diretta mi ha scritto di chi era quella voce. È perché là poi bisogna settare i microfoni, colpa del nostro Biagio in questo caso. Abbassa un po' la voce. Sto scherzando, ovviamente, si gioca, ragazzi. Andiamo a leggere anche... Me lo fai leggere questo messaggio? Francesco dice: grazie a voi, giornalisti e conduttori di CN24, per le emozioni che ci fate rivivere durante e dopo le gare del nostro Napoli. Con competenza e sintesi, complimenti. E ogni tanto prendiamocela pure noi, no? Diamo a CN24... E noi che non siamo vanitosi, ci dispiace leggere messaggi del genere, ci emozioniamo. A parte scherzi, ragazzi, grazie sempre, e anche per queste dimostrazioni di affetto, anzi forse è la parte più bella, no, del nostro lavoro, perché poi ci si rende conto che al di là di una telecamera chi ti segue davvero riesce a restare aggiornato, informato, e quindi ha un senso poi anche quello che mi sono sempre detto io è che dobbiamo essere di compagnia, e il fatto che ci siano tante persone che ci seguono vuol dire che probabilmente ci riusciamo. L'Ajax ha sbagliato tante cose, ha detto Krol. A certi livelli non si può giocare così, c'è bisogno d'altro, ma il Napoli ha giocato come una squadra moderna. Se continua così può lottare per traguardi importanti. La vittoria di Amsterdam può tuttavia dare consapevolezza alla squadra. Il Napoli gioca ad altissimi livelli e lo sta dimostrando ogni domenica e mercoledì. Complimenti a Spalletti. Sulla Cremonese vi lascio a voi andare su calcionapoli24.it. Voglio leggere questo grassetto, voglio capire perché poi è stato grassettato. Mi ha fatto molto piacere vedere gli azzurri. Il mio cuore è sempre a Napoli. Dove può arrivare? Sicuramente la formazione di Spalletti passerà il turno, poi è chiaro, molto dipenderà dal sorteggio, ci sono molte componenti variabili, tra cui la pausa per i mondiali. Intanto, dopodomani sarò in città. Non vedo l'ora di tornare al Maradona per assistere alla gara di ritorno contro l'Ajax mercoledì prossimo. Vuoi sapere l'arbitro per Cremonese-Napoli? Perché no? Abisso, l'arbitro di Cremonese-Napoli. Ci piace? Demeo e Mondino. Ci piace questa designazione, Ciruzzo? Ma sì, abbastanza. A me soprattutto mi intriga il fratello del mio nutrizionista, Demeo, che arbitrerà, cioè che sarà guardalinee insieme a Mondin in Cremonese-Napoli, quarto uomo Sacchi, al VAR Di Bello, all'AVAR sarà Paganessi. Quindi Demeo ci sarà. Lo conosci personalmente? Conosco il fratello. Conosci il fratello, il nutrizionista, che comunque ha fatto un buon lavoro, quindi si spera che possa farlo anche speriamo possa farlo lui il buon lavoro. Esatto, speriamo lo possa fare anche il fratello. Ve lo ricordate Ciro Novellino quando era più 88 kg più in carne? Cosa ti ha spinto a dimagrire, Ciro? La testa. La testa.
A Napoli si dice che la testa è una sfoglia. Parte tutto da qui. Parte tutto da qua. Parte è partito tutto da qua e sono impazzito all'improvviso. E ha deciso di perdere quanti? Ho perso 20 kg. 20 kg. Ci dovrei riuscire anch'io a un certo punto. Poi, insomma, poi ma se tu ne parlerà. sei Poi bello, se ne parlerà. quindi Ognuno non fa niente. c'ha il suo percorso. Ce l'ha anche Tadic. No, Biagio è bello dentro, inutile che fa col dito così. Anche lui vuole, ma lui verrà o è più timido di Emanuele? Verrà davanti alle telecamere prima o poi, Biagio? Ma ce la senti? A Cremona ce lo porto io davanti alla telecamera. Signori, Biagio poi ve lo racconto in quelle apparizioni televisive, canterine. Ma guarda che... Questo è un altro discorso ancora. Magari poi prima o poi la mangiamo. L'hai sentito cantare? Sappiate, io l'ho sentito. Sappiate che il nostro attuale regista ha una vocazione, diciamo, canora. Molto stonato, molto intonato. Non è vero, dico solo questo. Signori, ritorniamo in scaletta, dobbiamo ascoltare le parole di Dusan Tadic. Peggiore in campo? Peggiore in campo? Vorrei capire perché l'Ajax ha scelto Tadic. Si è fatto espellere. Era capitano. Non ne ha beccata uno. Capitano. Quindi il capitano si prende la responsabilità e va a parlare davanti alle telecamere. Ha fatto telecamere. una scelta che io condivido anche perché ricopro un altro ruolo oltre che quello di giornalista. Io condivido la scelta dell'Ajax, che è quella di, in pratica, bloccare le interviste nel post partita, di non lasciare dichiarazioni, ma di far parlare ovviamente il capitano, che in quei casi ci deve mettere la faccia. A me questi messaggi fanno sempre ridere. Quale non ci messaggio? posso fare niente. Raggio di Stella Magnetar, le voci su Turbato. Falla a leggere. Leggi tutto. Sempre fantastico. No, l'hai perso. Guarda, Sì. eccolo qua. Le voci su Turbato Thomas. Io. Fine umorismo da parte del nostro Raggio. Continua a seguirci perché poi anche il nostro Ciro può rispondere in termini di umorismo. Da qui alle 14 ci saranno tante chicche per voi. Per il momento, nota triste per loro. Dusan Tadic ai nostri microfoni. Goedenavond allemaal, welkom hier in de perskamer van de Johan Cruijff Arena. Aangeschoven naar deze wedstrijd is onze captain Dusan Tadic. Ik wil graag het woord geven aan de La conferenza stampa. Wat is hier gebeurd vanavond? Cosa è successo oggi? Fouten. Abbiamo fatto una partita brutta, abbiamo cominciato bene con l'1-0, poi 2-3 errori e era 3-1. Dopo è un'altra partita che comincia, è veramente complicato. Ma la stagione passata voi avete riuscito a mantenere lo 0, a non prendere gol, ma quest'anno il contrasto è veramente difficile. Sì, è molto difficile, quest'anno abbiamo perso 6-7 giocatori e per i giocatori nuovi è veramente difficile. Non è una scusa, ma quando cambi 7-8 giocatori è complicato e dobbiamo giocare più partite per conoscerci e avere automatismi tra di noi. Ma sono già 3 mesi che state giocando, come ve lo spiegate questa cosa? 3 mesi? Ma non potete essere migliori dopo 3 mesi. Siamo in ottobre adesso, yeah? Questo è un processo che stiamo mettendo in piedi, ma lo faremo col tempo, ma queste partite così non si possono perdere 1-6, non è possibile. Dobbiamo vedere quello che è successo e prendere questo come una lezione e rimetterci in piedi e provare. Tra 8 giorni c'è il ritorno. Non ci sarà lei, no, non ci sarà per il cartellino rosso che ha preso. Io penso che il primo non l'ho toccato, il secondo fallo, ho fatto un fallo, sì, ma era 1-5. Grazie. Dusan, questa è la sconfitta più brutta, più grande dell'Ajax. Come stavate nello spogliatoio? È molto complicato.
tutti sono un po' persi, incavolati con i risultati, ma questo è normale, questo non può succedere contro l'Ajax. Domani dobbiamo vedere quello che è successo e dobbiamo concentrarci sulla prossima partita. È una grande lezione questa per noi. Avete mai giocato così mai voi qui dell'Ajax? Ma quando vedi il risultato, sì, questo è il peggio che abbiamo fatto. Se il risultato al primo tempo è 1-1 sarà una partita diversa, ma qua era già 1-3, abbiamo fatto troppi errori. A questo livello gli errori si pagano e Napoli ha fatto i gol che noi non abbiamo fatto. Ma voi pensavate che potesse fare un risultato oggi, questa sera? Sì, quando eravamo sull'1-0 abbiamo pensato poter ottenere un risultato, anzi vincere. Ma dopo 1-1 e 2-1 e 3-1, sì, era un po' molto difficile. Abbiamo provato in secondo tempo di far succedere qualcosa, ma dopo 5 minuti hanno fatto 4-1 e la partita era finita. Avete l'ambizione in Champions League di passare il turno, di provarci? Sì, vogliamo assolutamente andare nel prossimo turno, è possibile. Sarà molto difficile, abbiamo un gruppo il più difficile, Napoli è veramente forte, Liverpool è forte, Rangers è forte. Dobbiamo vedere la prossima partita. Si può ancora fare? Sì, se abbiamo un po' di fortuna possiamo farlo. Napoli is the best ploeg dat jullie heeft gespeeld en wat is de speler die was the best voor jullie? Napoli è una squadra molto forte. Vengono qui per vincere, giocano molto a calcio, costruiscono sempre, mettono molta pressione e oggi il Napoli è stato più forte, più bravo. Cosa mi può dire della fiducia del gruppo? Atis non è buono per il momento, ma dobbiamo vedere tutti, ci guardiamo a vedere tutti allo specchio e capire perché questa cosa è successa oggi, e quando l'abbiamo fatto dobbiamo svegliarci e vedere cosa dobbiamo fare. La stagione è lunga. Dobbiamo rialzarci assolutamente. I supporter dell'Ajax sono andati via molto presto, cosa ne pensa? Sì, penso che è normale quando perdi 1-6, lo sai che i fan non sono contenti. È normale, non dobbiamo vincere tutte le partite, però ci dobbiamo provare a vincere tutte le partite. Quando perdiamo così, con un risultato così grande, i supporter saranno molto, molto incavolati, è normale per una squadra come l'Ajax. Sì, tu vuoi sempre avere i supporter, però quando perdi io capisco l'emozione dei fan, dei tifosi, e capisco che se ne vanno. Grazie.
Giustizia è fatta, non per chiaramente la conferenza stampa di Tadic, che poverino, che doveva dire, è stato mandato in pasto ai giornalisti dopo un 6-1, il risultato peggiore della storia dell'Ajax in casa nelle coppe europee, si è preso la responsabilità, non ha fatto una grandissima partita, vedremo quale potrà essere la sua risposta, non credo che a questo punto ci possa essere nemmeno al ritorno, bene per il Napoli che tutto sommato scansa quello che comunque è uno dei calciatori più rappresentativi dei lancieri. Ma dicevo, giustizia è fatta perché Goran Pandem finalmente vuota il sacco, o meglio, si sapeva già cosa ne pensava, però giusto che arrivi anche da lui. Espulsione Pechino, ve la ricordate? La Supercoppa contro la Juventus, Biagio, andiamo nel touch. Espulsione Pechino, ci rubarono la gara, solo così poteva vincere la Juve. Andiamo a leggere nel dettaglio, che qui secondo me le parole che ho lasciato a Kiss Kiss avranno una grande eco. Me la ricordo ancora adesso, ci hanno rubato la gara. Loro, ovviamente riferito alla Juve, potevano vincere solo così, potevano vincere solo cacciando 3-4 calciatori. Elmas è cresciuto tanto, grande talento, nell'ultimo anno è migliorato tatticamente, io ho spiegato alcune cose, giustamente si concentra anche sul suo connazionale Macedone. Il Napoli è sulla strada giusta per vincere qualcosa di importante, può essere l'anno giusto per Pip, non la voglio dire. Sono felice per i tifosi del Napoli, per la squadra, so quanto ci tiene Napoli a fare bene, stanno giocando per adesso il miglior calcio d'Europa. Non è facile fare tanti gol in Europa, Raspadori è un ragazzo giovane, viene dal Sassuolo dove non ci sono tanti tifosi, ha dimostrato tutte le sue qualità, se il Napoli ti prende a quell'età vuol dire perché vuole investirci sul serio, certo è che quanti erano? 30-35? All'epoca anche a me sembravano troppi e ad oggi, anche dopo l'ottimo rendimento, dico che 35 milioni sono sempre 35 milioni. Però cosa dicevamo? Signori, il Napoli 35 milioni fa comunque bene a spenderli, perché questo è come un Rolex. Raspadori è un Rolex. Esatto. Lo compri, stai sicuro che il prezzo non scende. No, perché è giovane, perché ha momento ottime qualità. È cresciuto anche. Quando tutto manca, realizzi una plusvalenza, che è un classe 2000. Sì. Quindi, anche se all'epoca sembrava anche a noi 30-35 milioni una cifra monstre, per quello che aveva fatto Raspadori, al tempo stesso dicevamo, guardate che il prezzo è giusto, perché è un Rolex, perché non perde di valore, perché il Napoli probabilmente, quando tutto manca, ci farà una grande plusvalenza. Ma oggi il rendimento di Raspadori consente di dire che il suo valore è anche cresciuto rispetto ai 30 più 5 di bonus pagati dal Napoli per acquistarlo dal Sassuolo. Ha avuto un importante impatto con la nazionale e i gol hanno consentito appunto all'Italia di vincere il girone e di andare alle Final Four di Nations League. Il suo ritorno con il Napoli comunque è stato importante, ha fatto doppietta ieri sera in Champions League, quindi è in un momento di grazia davvero, davvero elevato e speriamo che possa continuare così. Speriamo che possa assolutamente continuare così. Sal ci chiede, Novellino, anzi quindi ti chiede, Novellino, dici la tua formazione per domenica. Guarda, io credo che possa partire dal primo minuto, tanto piccola nota di servizio, vabbè poi dopo ne parliamo. No, dimmela mo perché se è importante. Te la devo far leggere allora. Fammela leggere, in questo momento. Dicevo, vabbè, non ti preoccupare. Per quanto riguarda la formazione titolare, io credo che ovviamente Meret sia il portiere, a destra ovviamente Di Lorenzo, al centro potrebbe anche riposare uno tra Rachmani e Kim Min-jae, credo forse più Rachmani visto il problema che aveva avuto anche in nazionale, e quindi Osterwald magari potrebbe essere proposto dal primo minuto, non tutti e due, quindi non riposeranno credo tutti e due, tornerà sicuramente Mario Rui a sinistra. A centrocampo io Lobotka e Anghissà non li tocco, Zelinski potrebbe rifiatare con Dombele magari dal primo minuto. Per quanto concerne l'attacco io non vedo Lozano, anche se ieri però devo essere sincero ho visto un buon Lozano rispetto alle ultime uscite, ma credo che possa partire appunto titolare Matteo Politano. Davanti io mi porto il dubbio fino all'ultimo momento, perché dovesse recuperare Osimhen
io credo che possa partire dall'inizio lo stesso Raspadori. Però questa poi è una decisione che dovrà prendere Luciano Spalletti. Io al momento metto Raspadori dal primo minuto e non Osimhen e Simeone, e poi ovviamente Kvaratskhelia a sinistra. Altri messaggi, poi andremo anche ad ascoltare le parole di Nicolò Frustalupi. Dobbiamo dire che dal punto di vista della primavera la trasferta olandese non è stata foriera di grandi gioie, però questo lo sappiamo. Raramente il Napoli, quando gira l'Europa, si trova a imporsi o anche solo a far bella figura. Perché come esaltiamo il Napoli dal punto di vista della prima squadra dei risultati, non possiamo dire che la primavera ad oggi possa anche... Ma non stiamo dicendo che è colpa dei ragazzi, stiamo dicendo che i ragazzi sono scarsi. Stiamo dicendo che il progetto primavera del Napoli risente ancora di un'impostazione primordiale. Che dobbiamo fare la primavera? La dobbiamo fare per regolamento? La facciamo. Però cerchiamo di contenere i costi. È quello il problema. Il problema della primavera del Napoli è proprio quello lì. C'è sempre una spending review. Bisogna sempre risparmiare sul settore giovanile, e ovviamente poi ti trovi al cospetto di club blasonati come l'Ajax, che invece fa della propria forza il settore giovanile, perché ne ha lanciati tantissimi nel corso degli anni nella sua storia di calciatori importantissimi, e quindi perdi 5-1 in Youth League. Speriamo che il progetto giovani possa crescere, e chissà che magari Calcionapoli 24 non possa a breve darvi novità per quanto riguarda il settore giovanile, ma non diciamo di più, restiamo vaghi. Però speriamo, appunto dicevo, che il progetto settore giovanile del Napoli possa crescere. Grava, devo essere sincero, in questa finestra di mercato estiva ha portato a Napoli in primavera anche qualche ragazzo interessante. Mi sono piaciuti alcuni movimenti. Poi io ho un debole per uno dei calciatori del Napoli, che è Alessio Lettera. Il settore. Bravissimo, vedi, quindi ex US Stabia, quindi ragazzo che è cresciuto davvero tanto. Quindi mi auguro che il progetto Napoli possa crescere, però effettivamente trovarsi a cospetto di club così blasonati porta grossi problemi, perché poi Vincenzo, il Napoli affronta l'Ajax, il Liverpool e i Glasgow Rangers, non è che affronta, con tutto il rispetto, le squadre del campionato Primavera 1, che possano essere anche forti, però quelle sono di un altro livello. E allora ti giro una considerazione da parte del nostro autore. A questo punto Kvara può diventare un Eberhard. No, cioè nel senso che dici che è un modello magari poco conosciuto che può diventare anche più prezioso, non lo so, se è in questo senso sì, però credo che anche lo stesso Kvaratskhelia possa ambire, diciamo, allo status di Rolex, proprio per il fatto di essere imperituro e di garantire sicuramente un futuro così, guadagno. Sicuramente. Ascoltiamo però adesso le parole di mister Nicolò Frustalupi. Mister, paradossalmente l'Ajax è di un altro pianeta, per il Napoli e penso anche per tante squadre italiane, però c'è un po' di rammarico per come avete sfruttato la superiorità numerica, forse si poteva fare di più. Sì, no, allora il più grave errore di questa partita è sicuramente prendere il 3-1 a fine primo tempo col vantaggio di un uomo, e aver accorciato sul 2-1 potevamo sicuramente rimettere in carreggiata la partita. Purtroppo prendendo il 3-1 si è andati in difficoltà perché, come sapete, come hai detto te, l'Ajax ha degli attaccanti veramente fenomenali e quindi loro si sono messi a difendere bassi e hanno cercato di fare il contropiede con quei due davanti, che 2-3, a volte 3, e quindi alla fine abbiamo preso il quarto gol, un quarto d'ora alla fine mi sembra. È andata così, purtroppo, come hai detto bene all'inizio, questi sono proprio di un'altra categoria, tra l'altro sono rientrati due giocatori importanti come il numero 10 e il difensore centrale, che le prime due non l'avevano giocate, quindi insomma è chiaro che si poteva far meglio, però anche noi avevamo diverse assenze, Marchisano su tutti che è già da un mese e mezzo che ci manca,
e poi Pesce e Sali non può giocare in Youth League, però Pesce sì, quindi anche altri cambi non ce n'erano, ho fatto quelli che secondo me erano più giusti, inserendo Marranzino e gli altri. Mister ha detto qualcosa alla squadra a fine partita, cioè come si spiega alla squadra che c'è comunque una differenza tra le squadre, non solo il Napoli, probabilmente italiane e altre che in Europa sembrano giocare a un altro sport? Sì, no, credo che i ragazzi, ora non gli ho detto niente, ho solo detto di tirare sulla testa, che domenica c'è un'altra partita, il calcio è così, quindi c'è sempre un'altra partita per riscattarsi e per far meglio. È normale, i ragazzi lo sanno che basta entrare nel centro sportivo per rendersi conto dove siamo, e sanno benissimo la qualità dei ragazzi dell'Ajax e del Liverpool, dello stesso Glasgow, insomma quando andiamo in Europa noi italiani capiamo insomma quali sono gli investimenti che fanno le squadre europee sia sul settore giovanile, sulle strutture, ma su tutto insomma, quindi loro sono coscienti di questa situazione. È chiaro che perdere non piace a nessuno, però bisogna guardare avanti, pensare a domenica al Bologna, poi mercoledì rigiocheremo con loro e cercare di fare il meglio possibile, loro per loro stessi e tutti insieme per il gruppo, per la squadra. Dopo averli visti appunto oggi per la gara di ritorno, avrete in mente qualcosa per arginare i più talentuosi? Sono di un altro pianeta, sì, però in casa magari la situazione potrà essere a favore degli azzurrini. Ma guarda, li conoscevo benissimo perché avevo studiati, quindi è normale che quando un giocatore salta l'uomo e crea la superiorità numerica è difficile da arginare con la tattica e altre cose. Questi ragazzi secondo me dell'Ajax ne sentiremo parlare a breve, magari anche a livelli di prima squadra. Per il ritorno vedremo, insomma, prima dobbiamo pensare al Bologna, poi penseremo a loro, chiaramente magari cambieremo un po' qualcosa, però a livello tattico la squadra penso che abbia fatto le cose bene. È chiaro che quando ci sono delle individualità di questo genere è difficile anche cucire una tattica appropriata. C'è qualcosa di positivo, mister, che si porta da questa partita? Ma, per esempio oggi la prima da titolare di Boni, che mi è sembrato finalmente in forma, che è venuto, ha avuto dei problemi fisici e quindi è dovuto star fermo, quindi credo che abbia acquisito un po' di condizione. Questa è la prima che mi viene in mente. Anche Rossi sta acquisendo la condizione, perché lui chiaramente non ha fatto le amichevoli, non ha fatto le prime giornate di campionato, quindi giocando sta acquisendo la condizione migliore, ha fatto gol, quindi per un attaccante è sempre importante. E le cose positive sono queste, e anche il fatto di aver comunque tenuto il campo con una squadra eccezionale che, come ho detto, purtroppo il 3-1 l'abbiamo regalato noi. Quando regali anche un gol a questi ragazzi è difficile poi recuperare la partita. Dovevamo cercare di fare gol, abbiamo fatto qualche tiro, però non siamo stati mai precisi. Questa è sulla testa, come sta lavorando, perché purtroppo in un modo o nell'altro sembra che alla fine si perde sempre, cioè 6 sconfitte su 7 in campionato. Come sta lavorando per fare in modo che non diventi un'abitudine? Sì, no, infatti questa è la cosa più giusta da fare e più importante, perché i ragazzi chiaramente le sconfitte pesano sulla testa, però devono capire che il calcio dà sempre la possibilità. Domenica c'è la prossima, il campionato è lunghissimo, è chiaro che fino a metà novembre, fino a che non ci sarà la sosta, per noi sarà molto difficile, perché giocando ogni 3 giorni non è facile nemmeno preparare le partite, non è facile nemmeno allenarsi, e quindi dobbiamo stringere i denti, non mollare e fare il massimo di quello che possiamo tutti, e poi fino al 15 novembre, poi da lì a gennaio partirà un altro campionato.
qual è il suo rammarico dopo Rangers e Liverpool, gare che il Napoli poteva pareggiare, quindi essere almeno a 2 punti, però purtroppo adesso siamo a 0, in ottica qualificazione, speranze al lumicino o ormai finché l'aritmetica non ci condanna? Sì, no, la qualificazione credo che sia una cosa a cui non abbiamo mai pensato. Noi dobbiamo pensare a far bene le partite, oggi purtroppo si sono dimostrati superiori e c'è poco da dire, e giocarsele e cercare di migliorare, questo è il nostro obiettivo in Youth League. Chiaro, anche oggi per esempio avevamo in campo 3 2005, Davino, Russo e il portiere Turi. È un'occasione di crescita per loro e la stiamo sfruttando anche per quello, e quindi la Youth League va presa per questo modo qui, chiaramente cercando di fare il risultato, ma l'importante in questa manifestazione soprattutto è far crescere i ragazzi, perché affrontando delle squadre così forti sicuramente il livello è alto e quindi loro devono mettere qualcosa in più in campo e devono crescere per forza. E poi c'è il campionato che chiaramente dobbiamo cercare di raggiungere la salvezza come l'anno scorso. Ricordiamoci che comunque l'anno scorso l'abbiamo raggiunta ai play-out all'ultima giornata, quindi diciamo che il tempo c'è, anche se chiaramente bisogna cercare di far punti prima possibile. Erano queste le parole di Nicolò Frustalupi e in questo momento sto andando a dare un'occhiata a quello che è il girone del Napoli, ovviamente situazione opposta rispetto a quello della prima squadra. Attenzione, vediamo perché non è... Eccolo qui. Napoli Primavera, 0 punti. 3 sconfitte con Rangers, Ajax e Liverpool. Ricordiamoci, queste sono formazioni under 19. Liverpool vola a punteggio pieno, poi c'è l'Ajax che ha perso soltanto contro il Liverpool, il Rangers che ha vinto soltanto contro il Napoli. Ormai le speranze di qualificazione sono ridotte all'osso, ma sapevamo che non era proprio, diciamo così, nella potenzialità degli azzurrini andare a competere soprattutto con Liverpool e Ajax. Se al Napoli prima squadra basta un punto per passare il turno, nell'Ajax Under 19 c'è gente che l'anno prossimo gioca la Champions League. Ma lo dicevamo prima. Nell'Ajax Under 19 oggi c'è gente che l'anno prossimo è candidata a giocare la Champions League dei grandi, non la Youth League. Queste sono squadre che fanno della propria forza il settore giovanile. Cioè, quando si dice investire sui giovani, ecco, loro lo fanno. In Italia non si fa. Non lo fanno, ma io non punto il dito solo sul Napoli, perché in Italia non c'è, tranne qualcuna, l'Atalanta per esempio, che è una squadra che ogni tanto qualche ragazzo lo tira fuori, ma le altre non sono squadre, club che portano in prima squadra tanti calciatori. Sono pochissimi i calciatori che arrivano a giocare su palcoscenici importanti. La Juventus per esempio, che ha anche una squadra in Serie C, che adesso tra l'altro ha cambiato anche nome da questa stagione, ne ha portato uno soltanto in prima squadra. Ma perché lo ha fatto? Perché c'è una difficoltà a centrocampo a livello numerico. Quindi questa è la dimostrazione che in Italia si dice giovani, ma in realtà non si rispetta. Quando in Serie C si stabilisce una regola legata al minutaggio, è un modo per dire ok, i giovani, ma io ti pago per far giocare i giovani. E non va bene secondo me, perché i giovani devono trovare spazio a prescindere. Cioè, non è detto che per forza tu debba essere pagato, devi avere le sovvenzioni per far giocare un ragazzo. Non è così che si ragiona, perché poi succede in molte circostanze che in club di Serie C magari ci sono dei ragazzi che non sono del proprio settore giovanile, ma sono provenienti da altre squadre anche di categorie inferiori, ma essendo degli under trovano magari spazio e poi finito il periodo di under scompaiono dalla circolazione e non trovano più spazio in nessun altro club. Salutiamoci con una nota più felice. C'è il nostro buon Seba, che ormai i nostri telespettatori conosceranno molto bene, tifoso coreano che gira il mondo alla ricerca di immagini, di emozioni, dei pilastri della nazionale
coreana appunto in giro per il mondo. Ieri era anche a Amsterdam e ci ha raccontato anche quella che è una vera e propria botta di culo, lo possiamo dire, che ha caratterizzato la sua esperienza olandese, e non ci sono svolti a luci rosse, sentite. Amici di Calcio Napoli 24, è l'una ormai passata dopo questo Ajax Napoli. Abbiamo qui una nostra conoscenza, il nostro amico Seba, il nostro youtuber di fiducia dalla Corea. Ciao Seba. Ciao, 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 ciao. Siamo ad Amsterdam, lui era venuto questa mattina da Venezia senza però aver comprato il biglietto, perché non aveva trovato, perché dopo il sold out del settore ospiti. Ma cosa è successo, Seba, questa sera? Tu eri venuto all'esterno dello stadio, stavi tornando verso il centro, comunque sei andato in un pub per stare un po' con i tifosi del Napoli, e poi cosa è successo? Che improvvisamente c'è qualcuno ha detto che ticket così, quindi e quanto costa? E quindi io devo dire che quanto costa, e quindi io ho detto 100 euro, posso comprare, quindi ok, 100 euro, io ho comprato, e quindi io sapevo che questo è falso, quindi ma ultima fortuna, ultima chance, e quindi io ho comprato, e quindi questo biglietto settore ospiti. Il biglietto ha funzionato? Funzionato tutto. Quindi hai visto la partita nel settore ospiti? Sì. Facci vedere il biglietto. Bellissimo. E quando sei entrato, tutto a posto? Tutto a posto. E la partita l'hai vista com'è stata? Bellissima. La più bella fino ad ora? 1-6, non sapevo. Kim ha giocato benissimo anche stasera. È giusto? Ha fatto delle scivolate, dei tackle bellissimi. Molto forti. Seba, un ultimo Forza Napoli, ce lo dici? Forza Napoli, sempre. Da Amsterdam. Forza Napoli, sempre da Amsterdam. Ciao Seba. Si era creato un po' di bordello, un po' di casino, un po' di chiasso, un po' di parli di marasma per i biglietti per andare nel settore ospiti. E abbiamo capito anche perché. È perché lì i bagarini prendono e devono vendere loro, per il settore ospiti. Quindi il buon Seba, nella sua botta di culo, ci ha anche raccontato del perché poi i tifosi napoletani hanno dovuto aspettare 4 ore all'esterno dello stadio San Paolo senza neanche ricevere il biglietto, perché evidentemente certe cose non succedono solo in Italia, ma anche in Olanda. Vabbè, ma la nomea poi la portano i napoletani. Capisci quanto è bella Parigi o Amsterdam in questo caso? Dici di più del filo diretto. La domanda ovviamente è legata alla prestazione, alla superba del Napoli di ieri, e semplicemente chiederò, dopo gli amici che ci chiameranno e anche quelli che scriveranno sul nostro canale YouTube, avete mai visto un Napoli così bello? Questa semplice, è la domanda del filo diretto di oggi. L'appuntamento come sempre è dalle 16 alle 17 con il sottoscritto. Non ci sarà Biagio Barone perché ci appende, ci sarà Giacomino, però ovviamente saremo sempre qui, e poi Vincenzo insieme mi sa che ci ritroveremo settimana prossima. E ci ritroveremo settimana prossima, Ciro, però è sempre un piacere seguirti sia durante il filo diretto che negli altri appuntamenti con CN24 TV, e per questo chiaramente ti ringraziamo immensamente. Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti e appuntamento a più tardi. Grazie anche a Biagio Barone in cabina di regia, ad Alessandro Marrazzo all'ufficio stampa di CN24 Live. Un saluto infine a voi, salutiamo e ringraziamo anche Marco Lombardi ed Emanuele Bernardo di ritorno da Amsterdam. Non mi resta che augurarvi buona giornata e buon proseguimento sugli schermi di Calcio Napoli 24 TV.